Essere catechista, non fare il catechista, è il servizio di diffondere il Vangelo nei cuori delle persone, soprattutto dei più piccoli, sempre più riconosciuto dalla Chiesa come un ministero. Per questo il momento del mandato, che in diocesi si terrà domenica pomeriggio, si svolgerà in cattedrale alla presenza del vescovo. I catechisti saranno inviati, come fece Gesù con i 72 discepoli, affinché aiutino ad istruire i ragazzi nella fede. Esserci anche per un giovane che inizia quest'anno, anche per chi è invece da decine d'anni che fa il catechismo, è importante esserci proprio per questa fraternità, scambio e arricchimento reciproco dove il giovane impara anche dall'adulto e l'adulto dal giovane. L'immagine che guiderà la riflessione sarà quella tratta dal dialogo di Gesù con la Samaritana. Cristo è la vera acqua che disseta. Solo bevendo alla sua fonte i catechisti saranno capaci di riempire di senso le domande dei ragazzi e delle loro famiglie. Domenica l'inizio sarà alle ore 15:30. Avremo una liturgia della parola dove il vescovo ci dirà anche il suo saluto, il suo augurio per questo nuovo anno catechistico e poi verrà consegnato personalmente il mandato. Anche qui ci teniamo, anche il vescovo ci tiene che il mandato sia una consegna personale, quindi non per delega, ma chi è presente riceve il mandato. Chi non può, ma per motivi importanti seri, poi vedremo anche se fare un recupero comunque sarà giustificato, che si può anche, il proprio parroco può anche chiedercelo e daremo il mandato. E poi dopo ci sarà, dico solito, però è una cosa bella, un momento di fraternità nel cortile del seminario anche per salutarci e per augurarci un buon anno catechistico.